24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, ha approvato e attivato anche per quest'anno il protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della regione del Veneto, che è pronto a scattare in caso di necessità. Si tratta, ha sottolineato Coletto, di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per l'uomo durante l'estate. Siamo pronti a fronteggiare la prima ondata di caldo di questa stagione. L'obiettivo, ha aggiunto l'assessore, è quello di essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto nell'azione di aiuto alle persone in difficoltà e di intervento nei casi di patologie improvvise come i colpi di calore. Si profila un inizio d'estate decisamente nero per il mercato immobiliare a Cortina. I segnali della crisi sono sempre più visibili anche per la regina delle Dolomiti e per la prossima estate le previsioni degli affitti immobiliari sono tutt'altro che rosee. Le agenzie cortinesi confermano il calo delle prenotazioni con pochissimi appartamenti bloccati per il mese di giugno, mentre a luglio la situazione dovrebbe migliorare. Per quanto riguarda le vendite, il mercato al momento è fermo. È aumentato molto il numero degli appartamenti messi sul mercato, ma la gente non investe più nel mattone ampezzano, fino a qualche anno fa tra i più ambiti d'Italia e di qualsiasi parte d'Italia. Tornando alla questione affitti, la speranza rimane il last minute, con prenotazioni all'ultimo momento. Lo si attendeva ormai da tempo e da questo weekend è infine arrivato. Stiamo parlando dell'ondata di caldo africano che a partire da sabato scorso ha invaso tutta l'Italia, raggiungendo temperature oltre i 30 gradi centigradi su molte aree di pianura. Scipione l'africano è così denominato questo cuneo di alta pressione che nasce dall'Africa sahariana, capace di portare aria molto calda su tutto il Mediterraneo per almeno 10 giorni. Le temperature continueranno ad aumentare, così riporta il Meteo.it, fino al picco di giovedì 21, con un caldo record che sfiorerà i 40 gradi. Ma se da un lato si attendeva con entusiasmo l'arrivo ufficiale del sole e dell'estate, dall'altra non c'è da scherzare con queste temperature tropicali. Ecco alcuni consigli utili per affrontare il grande caldo. Un po' di regole molto semplici, che sono evitare ovviamente di uscire con le ore più calde, vestirsi in maniera leggera, fresca, cotone, poi fare pasti non abbondanti, soprattutto frutta, verdura, gelati, bere tanta acqua, almeno 1,5 litri d'acqua al giorno per evitare gli alcolici nella maniera più assoluta. Ecco, questi sono i consigli generali. Ad essere colpiti maggiormente dall'ondata di calore sono però principalmente le persone anziane e a tal proposito il Comune di Padova riserva loro una maggiore attenzione, fornendo l'assistenza necessaria per la stagione e mettendo a disposizione degli spazi freschi dove trascorrere i pomeriggi. Ogni anno in Italia vengono buttati via 12,3 miliardi di euro di cibo, di cui la metà direttamente dai consumatori. Si tratta di 42 kg a persona di avanzi non riutilizzati e alimenti scaduti o andate male, per uno spreco pro capite di 117 euro l'anno. Eppure già oggi quasi 1 miliardo di euro di cibo viene recuperato. L'obiettivo è ora recuperarne altri 6 miliardi, per portare questi alimenti sulla tavola di chi non ne ha a sufficienza. A dirlo è l'indagine Dar da mangiare agli affamati, le eccedenze alimentari come opportunità, realizzata da Fondazione per la Sussidiarietà e Politecnico di Milano. Secondo gli esperti, la ragione principale di tutto questo spreco è il disallineamento tra domanda e offerta e la non conformità del prodotto a standard di mercato. La crisi economica, oltre a causare enormi problemi sul fronte occupazionale, ha pesantemente colpito anche le abitudini della collettività, tra cui le tanto sognate ed attese vacanze estive. Con questa crisi riuscirai ad andare in vacanza quest'anno? Grazie al cielo sì, per fortuna sono riuscito a tirarmi fuori del tempo e del denaro per andare, ho già programmato, ho sia dei viaggi culturali sia altri invece più di divertimento. Darò il mare, i soldi del mare a Monti e l'anno prossimo sarò in miseria stabile. Sì, qualcosa sono riuscita a risparmiare, andrò in vacanza e
magari si ridimensionano un po' le spese. Già avere un lavoro è importante, quindi le vacanze saranno mordi e fuggi. Fortunatamente ho casa dei miei genitori, vado a casa dei miei genitori al mare, perciò mi ritengo fortunato da questo punto di vista. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.